Gigante Adriano, firma storica della viticoltura del Friuli Venezia Giulia. Da quanti anni esiste questa cantina? Nasce quando sono nato io, 1957. Complimenti. Oggi 2016, 50 anni di storia del Vinitaly. E da quanti anni è presente qui al Vinitaly? E quest'anno sono 30 anni che sono al Vinitaly e dico, è sempre una kermesse importantissima, non credo solo per il Friuli, ma credo per tutto il mondo vitivinicolo, certamente. La vendemmia. Arriviamo alla vendemmia perché ritengo che quest'anno, da quello che abbiamo sentito anche da altre aziende vinicole, è stata eccezionale sotto ogni punto di vista. Questo è successo, presumo, anche alla vostra cantina. Sì, io ho delle idee leggermente diverse, che un grande lavoro fatto, io sono anche presidente di consorzio, fatto sul territorio con dei tecnici certamente qualificati, tendenzialmente smussano le annate, per cui la mia idea è che la bellezza è fare dei grandi vini anche nelle annate difficili, e su questo noi proprio nei Colli Orientali negli ultimi anni siamo riusciti a dare questo, quello di riuscire a dare un gran prodotto anche nelle annate più difficili. Abbiamo detto 30 anni di presenza al Vinitaly. Com'è stato l'evolversi in questi anni e com'è quest'anno il Vinitaly rispetto agli anni passati? Abbiamo visto forse un po' meno affluenza degli anni passati, ma forse un po' più clientela di un certo spessore. È vero questa impressione che abbiamo avuto? Diciamo, oggi siamo al terzo giorno, il primo giorno, domenica, sapete che c'è sempre un po' di misto così. Ieri, lunedì, veramente era una giornata molto di tecnici, grande interesse a livello proprio mondiale, abbiamo visto importatori da tutte le parti, per cui diciamo che si vede questa idea di sposare il concetto vino. Ma quello che ho notato in questi giorni, anche su trasmissioni che abbiamo visto e quant'altro, è che è passata questa idea che la viticoltura italiana è quella che salva il territorio, perché dove c'è viticoltura c'è mantenimento del sistema territorio in generale, proprio dal punto di vista sia urbanistico ma anche dal punto di vista proprio di tenuta dei terreni e quant'altro, e questo è il valore aggiunto che sta uscendo finalmente dopo tanti anni. Ho avuto modo di sentire che oltre che la cantina, lei si è occupato anche adesso di un agriturismo per l'accoglienza delle persone che vogliono visitare la cantina. Vuole indicare dove è ubicata questa, che disponibilità ha e che caratteristiche pone al servizio della clientela? Ma l'idea, quando abbiamo fatto questo alloggio agrituristico, era quella di fare un livello qualitativo in linea con quelli che sono i miei vini, quello che dicono un po' tutte le guide. Su questo abbiamo in questo momento fatto circa una ventina di posti letto con un livello fatto in casa clima classe A, ci abbiamo messo una zona wellness collegata, tutto è un sistema a ventilazione meccanica controllata, cioè dove abbiamo cercato di mettere al primo posto, oltre che al fatto di essere un territorio eccezionale che è la Rocca Bernarda, che è una zona dei Colli Orientali del Friuli a circa 7 km da Cividale, esattamente a Corno di Rosazzo, dove oltre a questo abbiamo cercato di mettere in prima linea lo star bene delle persone con tutti i materiali di un certo livello e con un sistema che sia veramente di accoglienza per chi viene a visitarci. L'azienda si trova a Corno di Rosazzo in via Rocca Bernarda 3, dove siamo sempre aperti anche per assaggiare un buon bicchiere di vino.